Buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa sera, come avrete visto nel titolo di questo filmato, vi parlerò del pentagramma, in particolare di un esercizio che può essere fatto in determinati momenti che adesso vado ad illustrare. Come saprete, amo molto parlare di difesa occulta. Sicuramente sono fermamente convinta, ecco, che sia importantissimo prendere i principi base proprio perché tutti quanti abbiamo necessità di vivere al meglio delle nostre possibilità, limitando le interferenze esterne. E sono inoltre convinta che purtroppo ci siano situazioni in cui ci troviamo bloccati nostro malgrado o che addirittura subiamo degli attacchi, e talvolta sia volontari che involontari, che ci possono produrre degli ostacoli, addirittura in alcune occasioni delle modifiche caratteriali o dello stato di energia della persona o dell'umore, del comportamento. Questo perché comunque qualsiasi cosa che viene inviata in positivo o in negativo, che sia un pensiero, che sia una parola, questa cosa ci raggiunge in forma di pensiero alla velocità della luce, forse perfino di più, la velocità del pensiero è molto più rapida della velocità della luce, e dunque si può dire che quasi istantaneamente, se qualcuno pensa o dice bene di noi, ehm, questa cosa, questa idea che ha espresso di noi ci raggiunge e si attacca, diciamo così, al nostro campo eterico, influenzandoci in positivo o in negativo. E ci sono delle situazioni in cui ci sentiamo confusi, stanchi ehm, e non sappiamo il perché. Addirittura possiamo avere manifestazioni particolari come accumuli di energia distorta, rompiamo cose, schiacciamo l'interruttore della luce e scoppia la lampadina. Cioè, capitano situazioni del genere che possono essere causate da un accumulo di stress nostro personale, ma anche da qualche cosa negativa che ci viene inviata consapevolmente o inconsapevolmente. In questo caso la magia e l'uso del pentagramma ci vengono in soccorso. In particolare c'è un piccolo esercizio che è rapidissimo da svolgere, ma che corregge immediatamente le energie intorno al nostro campo aurico. Ed è appunto l'esercizio del pentagramma. Si tratta dunque di tracciare in aria, nella direzione dei 4 punti cardinali, il pentagramma e pronunciare alcuni nomi divini. Ovviamente, prima di dirvi quali sono i nomi e come si compie il gesto, vado a spiegarvi cosa fate, perché, perché siate, e secondo me dovete essere perfettamente consapevoli di cosa fate. Ripetere a pappagallo le cose non toglie loro l'efficacia, ma toglie a voi il potere di comprenderle e di crescere con queste cose, con la pratica, con l'esercizio. Dunque, molto semplicemente, questo esercizio invocherà 4 nomi in particolare. Il primo nome non viene detto in modo consecutivo, cioè non viene pronunciato, ma viene detto lettera per lettera. Ed è il sacro nome del tetragramma. I cabalisti non lo pronunciano mai, è un nome che non viene pronunciato lettera per lettera ed è Yod-He Vav-He.
vabbè, qualcuno lo chiama Yahweh, ehm, altre pronunce più o meno probabili o improbabili, noi ci limiteremo a dire lettera per lettera secondo l'alfabeto ebraico. Yod He Vav He contiene il segreto dei segreti, cioè il segreto di tutta la vita, perché all'interno di questo nome si raccolgono tutti gli elementi della creazione, tutte le forze della creazione, le forze che hanno reso la manifestazione di questo mondo possibile. C'è molto di più da dire, ma diciamo che ci accontentiamo di questo, che è grandissimo, il grandissimo mistero, che è proprio quello che raggiungono i magi, cioè quelli che si incamminano sul percorso del mago. Il percorso iniziatico dove appunto si diventa padroni, diciamo così, di queste forze creatrici che agiscono prima di tutto in noi e che impareremo a guardare, a trovare, a ricercare in noi. Pertanto portate estremo, massimo rispetto per questo nome sacro, anche se attualmente viene diffamato in ogni modo e maniera. È chiaro che non ne hanno colto l'importanza. È un percorso che non è per tutti. Questo va detto, come non tutti possono diventare attori, come non tutti hanno le qualità per fare i medici, non tutti hanno le qualità per il sentiero magico. È semplice, va accettato così com'è. Io per esempio probabilmente non capirò mai la lingua nepalese, ho i miei limiti come tutti e prendo consapevolezza del fatto che nella vita ognuno ha un suo sentiero e un suo perché. Detto questo, passiamo al secondo nome, Adonai. All'interno della Bibbia noi abbiamo perso tutte le sfumature della traduzione e dei vari nomi divini. Spesso viene semplificato con la parola Dio, o l'Altissimo, il Dio della guerra, il Signore, però le vere sfumature sono state perse. Adonai è uno degli aspetti divini ed è quello a cui ci si rivolge proprio per tutte quelle che sono le richieste di natura materiale legata a questo livello dell'esistenza, qui su questa terra, poiché Adonai è colui che ha reso tutto questo possibile. Ed è a lui che noi rivolgiamo, perché lui è come se avesse 1000 mani, come dei raggi che scendono, queste 1000 mani che aiutano tutti coloro che lo pregano e che comunque chiedono il suo soccorso. Il terzo nome divino è Ehyeh. Ehyeh, anche questo è un nome perso nella traduzione, ma Ehyeh è io sono colui che sono, o colui che è, a seconda di come lo vogliamo tradurre. Ed è l'angelo, diciamo così, l'energia, una delle emanazioni divine, che è entrato in contatto con Mosè nel roveretto ardente. Io sono colui che è, che può anche essere io sono colui che sei destinato a diventare. È molto importante tenere a mente questo concetto, poiché il percorso, il sentiero iniziatico è proprio un sentiero che ci conduce all'identificazione con Dio. Cioè ci puliamo, ci eleviamo, ci correggiamo proprio per arrivare a tirare fuori Lui dentro di noi. Lui è lì, aspetta solo questo. L'ultimo nome divino è Agla. Agla è un nome importantissimo perché è un riconoscere la potenza del Signore. Agla in effetti significa proprio tu sei onnipotente nei secoli dei secoli, in eterno.
Cosa significa questo? Che noi riconosciamo intanto che Lui esiste da sempre, è fuori del tempo, al di là del tempo perché è per sempre. E per sempre vuol dire per tutto il tempo, prima e dopo il tempo, perciò è eterno, non ha un inizio, non ha una fine. Riconoscergli questa qualità significa riconoscergli la sua onnipotenza, perché è al di sopra di quello che invece condiziona le nostre esistenze, cioè il tempo. Questi sono i quattro nomi divini che noi chiameremo. Voglio dire un'ultima piccola cosina su Agla. Chi comprende questo mistero, e queste sono parole di Eliphas Levi, e chi sente fino in fondo il valore di Agla, ma così come il valore di tutti i nomi divini, e lascia che questi agiscano in lui, ma in particolare l'ultimo Agla, è come se si aprisse, si predisponesse a ricevere le meraviglie dell'iniziazione. A questo punto vi spiego invece come fare l'esercizio. Comprendete da soli, spiegati brevemente per quanto possibile i nomi divini di questo esercizio, quanto sia importante, perché noi stiamo andando a lavorare su tutto quello che sono gli aspetti a 360 gradi della persona, dell'essere umano, sui vari livelli. Inoltre, rivolgendoci a ogni punto cardinale, noi disegniamo un invisibile cerchio e ci schermiamo con il pentagramma che immediatamente andrà a riequilibrare, a armonizzare, a correggere quello che c'è da correggere proprio attorno a noi, agganciato al nostro eterico. Ci fa da scudo. Dunque, noi disegneremo, come ho detto, nell'aria il pentagramma e lo faremo con la mano in questa posizione. Le due dita fermate dal pollice, le altre due dita rette e congiunte. Ora mi alzo e ve lo mostro direttamente, così evitiamo qualsiasi forma di dubbio. Ci si rivolge prima di tutto a est. Sappiate che l'est, dal punto di vista magico, ha un significato grandissimo perché sorge il sole ad est ed è un riconoscere, l'est corrisponde al capo, no? alla testa, è un riconoscere l'immensità, la potenza di Dio Padre. Perciò la maggior parte dei rituali infatti si svolgono ad est, a meno che non si facciano chiamate particolari, e allora a quel punto ci si rivolge verso i punti cardinali da cui vengono i geni chiamati. Nel nostro caso, nel caso del pentagramma, ci rivolgiamo a est per cominciare. In questo caso il mio est è lì. Scusate, adatto un attimino. Ecco qui. Perfetto. La posizione, mano destra, la mano di potenza, la stendiamo avanti e disegniamo partendo dalla punta in basso a sinistra. Disegniamo il nostro pentagramma. Porgiamo le dita al centro del pentagramma e pronunciamo, scandendo bene, il sacro nome. Yod, He, Vau, He. Ci rivolgeremo a sud, faremo la stessa cosa. Adonai. A ovest. Eie. Infine a nord. Agla.
immediatamente percepiremo un cambio dell'energia intorno a noi. Chi è più sensibile se ne accorgerà subito, chi è meno sensibile percepisce meno, comunque si accorgerà della differenza. Con questo io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e le prossime condivisioni. E grazie per essere stati qui con me. Alla prossima, un caro saluto dalla vostra Edegarda.